C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bene, siamo tornati con Centro Anch'io. Vedete, ci troviamo all'ingresso del nostro bel castello per proporvi il primo di 30 proverbi dialettali, detti, moti popolari, insomma. Vediamo un po' chi conosce questo. Dulur confidat le mes medegat. Lo vedete? Lo sapete? Lo conoscete? Andiamo un po' a capire chi davvero ne sa qualcosa. Siamo in compagnia della signora o signorina? Signora Silvia. Silvia, grazie, buon pomeriggio. Allora, signora Silvia, lei come se la cava col dialetto? Più o meno, dai, me la cavo. Lei è di Brescia? Sì, Nativa proprio di Brescia, della città? sì, nativa. Vabbè, nata pochissimi anni fa, insomma, è molto simpatica la nostra Silvia. Vediamo se conosce questo. Dulur confidat le mes medegat. Che significa secondo lei? Proviamo a tradurlo, vediamo un po'. Dulur confidat le mes medegat. Aspetta. Allora, dulur confidat le mes medegat. Ah, dolore confidato è mezzo guarito. Che significa questo secondo lei, signora Silvia? Che quando magari quando si hanno dei problemi, se li confidi magari a un amico o a qualcuno, ti senti meglio, ti sollevano un po'. A lei questo è capitato, succede? Sì, succede. Abbiamo avvicinato una bella e calorosa ragazza, insomma, perché oggi la temperatura è abbastanza rigida, ma lei non ha paura del frescolino. Come ti chiami? Maria Elisa, Maria Elisa, tu quanti anni hai? 18. 18 anni, da molto li hai compiuti? No. No. Ah, benissimo, insomma, è ancora una ragazzetta, insomma, tante cose belle, auguri per la tua vita. Maria Elisa, di che ti occupi tu? Cosa fai? Faccio il liceo, Sì, quale? il Copernico. Il Copernico, va bene, insomma, sono, come diciamo quando incontriamo gli studenti, un anno scolastico particolare, insomma, si sente il peso di questo anno. Sì. Però tu mi sembri una ragazza sveglia che se la cava bene, vero? Qual è la tua materia preferita, Elisa? Inglese. Inglese, benissimo. Allora, non è inglese, ma è il dialetto. Tu come te la cavi col dialetto? Male. Malissimo. Vabbè, per fortuna non c'è una materia di dialetto a scuola. Dulur, confidat le mes medegat, ovvero? Cosa hai capito? Quali parole hai capito di questo proverbio? Di questo detto? Dulur, è il dulur. Dolore? Dolore. Confidat. Qualcuno che ti confida qualcosa, no? Un segreto, qualcosa detto sussurrato. Vabbè, le mes medegat. Medegat, niente, proprio... No. Benissimo, te la cavi bene con l'inglese e tutto il resto. Grazie, ciao. Benissimo, ora c'è la signora... Dussia? Dussia, ben trovata signora Dussia, un nome particolare, non è di origine italiana. No, sono della Moldavia, Da quanto tempo sta in Italia lei, signora? da 10 anni. Ecco, mi verrebbe da chiedere che cosa ha imparato in dialetto, a parte le parolacce, cosa ha imparato? Vediamo, no? Una parola sicura, mucala. Mucala, ecco che è una cosa che dice probabilmente a chi le rompe le scatole, giustamente. Un pota, Ota. fes. Un fi, sì. Ormai ragazzi l'abbiamo adottata al 100%. Allora questa non è facilissima, è un detto con queste parole. Dulur confidat, io ci provo, insomma voglio dire. Dulur confidat le mes medegat. Se ho capito qualcosa. Dolore. Proprio guardi, è confidate, proprio come l'italiano, è confidato, raccontato. Dolore raccontato. Le mes medegat. Non lo puoi negare. Insomma, guardi che è stata brava, grazie, auguri per tutto. Grazie a voi. Ebbene sì, confidare i propri tormenti, le proprie sofferenze a una persona cara, un amico, insomma, aiuta a sopportarla meglio, a sopportare meglio la sofferenza e ad essere un po' più sollevati. Ecco perché il dolore confessato, confidato a qualcuno è già un aiuto, una panacea. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima, ciao!